Dai dolci al pane, rincari in vista per i prodotti realizzati nell'isola, allarme di Confartigianato per i prezzi delle materie prime. Dai dolci tradizionali al panettone, rincari in vista per i prodotti alimentari realizzati nell'isola, la colpa, spiega Confartigianato, è dell'aumento dei prezzi delle materie prime. Antonia Moro. C'è un aumento dei prezzi sugli ingredienti per fare pane e dolci: farina, latte, burro, uova, zucchero, mandorle e nocciole. Confartigianato Imprese Sardegna riscontra un rincaro che oscilla tra il 5 e il 20%. Erano 10 anni che non si vedevano incrementi simili sulle materie prime. I prezzi dei cereali sono ai massimi livelli dagli ultimi 10-15 anni. Lo zucchero grezzo sul mercato mondiale è cresciuto del 25% e il prezzo del petrolio al barile è cresciuto del 77% da settembre 2020. Sono problemi che mettono a dura prova le aziende, scoraggiando gli sforzi degli artigiani che arrivano da un anno e mezzo di forte incertezza. L'aumento del prezzo innesca una reazione a catena. Le difficoltà di approvvigionamento si traducono in maggiori costi sostenuti dai produttori, per ricadere poi sui rivenditori e in ultima analisi sui consumatori. Il caro panettone è dietro l'angolo. Dopo gli impassi fatti in autonomia ed economia dai produttori in piena pandemia per fornire servizi a domicilio del dolce principe del Natale, in tempi di ripresa non ci si aspetterebbe certo un rialzo dei prezzi, che sono rimasti invariati negli ultimi 6 anni. L'iniziativa volta ad eliminare gli oneri di sistema annunciata dalla politica per mitigare i costi dell'energia per le famiglie e le piccole imprese è certamente un'ottima notizia, perché da un lato c'è il rischio di una frenata della ripresa post-Covid e dall'altro perché costringe i rivenditori a ritoccare i prezzi verso l'alto, col conseguente malcontento dei clienti.